Sono 21.000 domande presentate nel Veneto in 2 anni. Devo dire che Padova batte tutti in termini, sono 4.500 domande. L'ultima è Belluno, ma non perché è ultima, ma perché fondamentalmente ci sono anche pochi abitanti, quindi alla fine anche Belluno percentualmente comunque ha fatto la sua parte. Devo dire che all'inizio era partita lentamente alla chetichella questo piano casa, poi pian piano, soprattutto nell'ultimo anno tra il 2010 e il 2011, le domande e anche le autorizzazioni si sono decuplicate rispetto ai primi tempi. E abbiamo 21.000 domande con tante richieste e ci sono tante richieste anche per prorogarlo questo piano casa, quindi il lavoro che noi stiamo facendo sui territori regionali è un lavoro di informazione, di richiesta di anche considerazioni dettagliate. Ecco perché abbiamo aperto un sito dove abbiamo detto: se volete fare le vostre considerazioni le potete fare, anche in termini di proposte. Speriamo di avere un piano casa che sia più aperto, più largo, più sensibile alle istanze e alle richieste che facciamo e che fanno i costruttori, ma soprattutto anche i cittadini all'interno del Veneto, senza stravolgere nulla, senza creare speculazioni, senza creare praticamente disastri ambientali, perché ricordo che il piano casa si applica su quello che è già costruito, non su quello da costruire. E poi potrebbe essere ancora, visto che è una legge speciale, un buon incentivo in termini economici per stimolare un settore che è in grande crisi come è il settore praticamente delle costruzioni edilizie in senso generale.